Un episodio che questa notte e anche nelle prime ore di mattina porta in un paese che è sereno e tranquillo sicuramente la quotidianità di una cronaca che non vogliamo mai sentire. La vicinanza dell'amministrazione alla famiglia Bubola per quello che è successo, con il grande pensiero che le forze dell'ordine stiano lavorando alacremente proprio per arrivare a una risoluzione di un episodio che, avendo provato anche sulla propria pelle, non la rapina a mano armata, ma insomma i furti, si sa cosa si prova. Quindi la vicinanza, il grande abbraccio alla nostra comunità, questa famiglia che questa notte è stata interessata da questo triste episodio. Lei ha parlato con la moglie per portarle la vicinanza, come sta e come sta il marito? Io ho scritto alla moglie, nel pomeriggio probabilmente andrò a trovarli perché lascio che, conoscendo proprio come sono queste situazioni, che ci siano un po' di ore anche per riprendersi dallo shock, da una questione che all'improvviso la tua vita cambia perché ti trovi delle persone che ti rovinano la quotidianità, ma non solo quella di quel giorno, ma la quotidianità dei giorni a venire. Quindi serve un po' di tempo. Nel frattempo siamo coordinati con le forze dell'ordine che ci aggiornano e mi sembra che si possa ben sperare che questo episodio possa avere in tempo breve una conclusione.